Il 25 settembre alle porte, la campagna elettorale in pieno svolgimento. Agli appelli delle forze politiche al voto fanno eco quelli di imprenditori, associazioni di categoria, cittadini, di tutte le forze sociali e economiche che chiedono soluzioni veloci ed efficaci per una crisi in ogni settore che non si vedeva da anni. Anche Confartigianato Imprese Sardegna ha inviato a tutte le forze politiche un manifesto contenente 10 punti programmatici per sollecitare un impegno concreto a rimuovere gli ostacoli che bloccano gli imprenditori e a creare le condizioni per la ripresa economica. Si tratta di 10 proposte per ricostruire un patto di fiducia tra imprenditori, politica e istituzioni e costruire una Sardegna e un'Italia a misura di oltre 4 milioni e mezzo di artigiani e piccole imprese. Un fisco più semplice e leggero, poiché oggi l'Italia è al 24° posto nell'Unione Europea per la qualità dei servizi pubblici e soltanto il 28% delle amministrazioni locali gestisce completamente pratiche online. Lavoro di qualità, no al salario minimo legale, sì al lavoro di cittadinanza, riduzione del cuneo fiscale e contributivo sul lavoro, potenziare formazione tecnica e professionale e apprendistato. E sul caro energia, Confartigianato Sardegna sollecita una riduzione dei costi di elettricità e gas aumentati del 108% nell'ultimo anno e ancora sostenibilità ambientale, accesso al credito, attuazione del PNRR con la piena inclusione delle micro e piccole imprese. Questi gli altri punti del patto di fiducia proposto a chi si candida da Confartigianato Imprese Sardegna a guidare il Paese per realizzare le riforme irrinunciabili per lo sviluppo.